Amici di Directa Sport, buon pomeriggio. Prepartita di Nuorese Portorotondo in compagnia del dirigente del Portorotondo Marco Piemonte e del presidente della Nuorese Calcio Michele Artedino. Una partita difficile, signor Piemonte, forse la più difficile contro la capolista, ma il Portorotondo ha bisogno di fare i punti. Sì, buonasera a tutti. Partita difficile, sappiamo che andiamo a incontrare una squadra fatta per vincere, che giustamente prima in classifica con merito, però noi diciamo che dobbiamo pensare a noi stessi, fare punti per il nostro obiettivo che è la salvezza. I punti per la salvezza sappiamo che vanno conquistati su ogni campo e ci proveremo anche oggi. Presidente, un primato conquistato all'ultimo secondo domenica scorsa, simbolo che questa Nuorese ha grande carattere ma anche che è un campionato difficilissimo. Il campionato è sicuramente difficile e non esistono le partite facili, perché dove trovi la partita facile poi vai a inciamparci sopra e lì nascono i problemi. Sì che ogni partita va presa, ha una sua storia, la devi prendere dall'inizio e tutte le partite vanno lottate per 90 minuti, come questa col Portorotondo. Non esiste, come viene presentata la partita, un testa a coda, ovviamente sì, fra la prima e l'ultima, ma le partite si giocano e bisogna vincerle. Un Portorotondo che ha avuto un avvio difficile. Cosa è mancato soprattutto alla squadra in queste prime 9 giornate? Sicuramente abbiamo pagato lo scotto della categoria, perché molti dei nostri giocatori affrontano per la prima volta questa categoria, qualcuno l'ha affrontata qualche anno fa, però noi abbiamo fatto anche delle belle prestazioni che forse meritavamo qualche punto in più, quindi se si dice che la ruota girerà anche per noi, magari dove meno lo meriteremo prenderemo quel punto che abbiamo perso in qualche altra partita. Un primato sicuramente meritato, ancora qualche problema da risolvere, ma la Nuorese è sicuramente viva e destinata a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. È una squadra importante, apro parentesi, speriamo che la ruota non giri oggi, come dice cos'è il tecnico del Portorotondo, il dirigente del Portorotondo. Però la Nuorese niente, è stata costruita per fare un campionato importante. Ovviamente siamo rimasti in silenzio perché, viste le vicissitudini dell'anno scorso, meglio parlare di meno e fare di più, e quest'anno si è cercato di creare una squadra ovviamente competitiva, è inutile nasconderci, per lottare per le parti alte della classifica. Ci proveremo fino alla fine e poi, se il risultato arriva, ben venga. Oggi certo soffro un po' il dispiacere di questa Serie D persa l'anno scorso all'ultimo secondo, visto anche la notizia di oggi, bei contributi che ricevono le squadre della Serie D, sicché dopo aver lottato in prima persona per aumentare questi contributi regionali da 100.000, oggi vedo che la Nusei prende 270.000 per fare il campionato di Serie D. Noi siamo i poveri, i ricchi finiti poveri, che quest'anno fanno un'eccellenza, forse anche immeritatamente. E si sa un po' di beffa questa notizia arrivata dalla regione. Molto, molto, molto. Oggi stamattina mi sono alzato con una delusione dentro, perché già si parlava di un aumento, ma non sproporzionato, da 100.000, da 96.000 a 274.000. Ovviamente con 274.000 è più facile fare il presidente di una squadra di calcio. L'eccellenza è molto difficile, costosa, sembra un paradosso, ma costa più di una Serie D, sicché speriamo presto di tornare in Serie D e di trovare i soldi però. L'augurio è anche il nostro, l'augurio anche per un miglior cammino da parte del Portorotondo rispetto a quanto visto finora. Lasciamo il presidente Artedino, lasciamo il signor Marco Piemonte e tra poco saremo in diretta per raccontarvi questo Nuorese Portorotondo. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport e di TCS, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro, 10ª giornata del campionato di eccellenza, un testacoda come presentato poco fa insieme al presidente Michele Artedino e al dirigente del Portorotondo Marco Piemonte. Si affrontano una delle due prime della classe, la Nuorese, e il fanalino di coda Portorotondo, che oggi a Nuoro cercherà un insperato colpaccio per rilanciarsi in classifica. Queste le formazioni, mentre vedete le squadre già schierate a centrocampo. Nuorese in campo con Semerzidis, Russu, Cucchi, Guazzaroni, Nanni, Chiuobo, Rosano, Rolandone, Grigoriadis, Tico e Cocco a disposizione di mister Fraschetti, Peppas, Calvisi, Fayet, Flavioni, Galeadis, Ilario, Menestrina, Lazzarini e Alfano. Il Portorotondo risponde con Melis, Deiana, Frisciata, Moroni, Rassu, Muzzu, Piemonte, Saggia, Mulas, Magia e Coseli. A disposizione di mister Marini ci sono Deiana, Laconi, Piccinnu, Fiori, Fresi, Loddo, Pellegrino, Nieddu e Bulla. Sarà il Portorotondo a battere il calcio d'inizio. I galluresi si schierano con maglia rosa, pantaloncini e calzettoni neri. Nuorese in tenuta blu con inserti e numerazione verde. La squadra di casa attaccherà verso curva nord, ossia da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. L'arbitro controlla che sia tutto a posto e tra poco darà il fischio d'inizio a questa gara, l'abbiamo già detto, valida per la 10ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Nuorese che con il pareggio ottenuto in extremis contro il Taloro ha guadagnato la testa della classifica, mentre il Portorotondo nell'ultima giornata è stato sconfitto al Caocci dal Bosa, appena 3 punti e lo score della squadra di Marini, che spera appunto di migliorarlo in questa occasione. Ultimi cenni d'intesa, arriva il fischio dell'arbitro a momenti, l'arbitro che è il signor Angelo Praiola di Avellino, assistito dagli assistenti Nicola Secchi di Sassari, sotto la nostra postazione, e Stefano Siddi di Cagliari. Il primo lancio lungo finisce direttamente sul fondo, quindi la Nuorese giocherà il suo primo pallone da una rimessa laterale e Cucchi che serve Chiuobo, da Chiuobo verso Nanni, cerca di far girare palla la squadra verde-azzurra in questi primi secondi di gioco, quindi Russu tocca ancora per Nanni, timida la pressione del Portorotondo e dei suoi attaccanti, in particolare Mulas e Coselli. Siamo già dall'altra parte con Rosano che va via l'avversario, mette al centro Pertico, la conclusione e c'è già il vantaggio della Nuorese. Ha segnato Tico su invito di Rosano, tutto questo quando non è passato nemmeno un minuto, appena 40 secondi, e la Nuorese è già avanti per 1-0, gol di Tico
al suo 7° gol in campionato. È stato bravo Rosano ad andare via a frisciata sulla fascia destra, a mettere al centro per Ticco, che è abbastanza indisturbato, dobbiamo dirlo, è riuscito a pescare l'angolino alla sinistra di Melis. Si fa ancora più in salita per il Portorotondo, dopo nemmeno un minuto la Nuorese ha trovato il vantaggio. 1-0, gol di Ticco. Vediamo se ci sarà l'immediata reazione della squadra gallurese. Palla sulla destra nella zona di Piemonte, gioca all'indietro per il numero 6 Muzzu, da questi a Rassu, quindi frisciata, mette in avanti nella zona di Coseli, protegge palla l'ex giocatore di San Teodoro e Tempio, riesce poi a toccare all'indietro per frisciata, pallone in avanti protetto da Kiwobo, che non va tanto per il sottile, mette il pallone fuori, regala di fatto il primo calcio d'angolo al Portorotondo che tenta immediatamente la reazione. Brutto colpo a freddo quello subito dalla squadra di Marini, mentre la Nuorese conferma di essere particolarmente letale nei primi minuti di gioco. Era già accaduto contro il Tonara, era accaduto anche domenica scorsa contro il Taloro. Attenzione alla battuta del calcio d'angolo, non ci arriva Mulas di testa, l'arbitro ravvisa anche un fallo dell'attaccante del Portorotondo, anzi forse si trattava del difensore centrale della squadra olbiese, per la precisione del numero 6 Muzzu. Nuorese che può giocare questo pallone con Russu sulla fascia destra, gioca al centro per Rolandone in posizione di playmaker, da Rolandone a Kiwobo, Cucchi gioca su Ticco, ancora Kiwobo, Nuorese che fa girare palla per eludere il pressing del Portorotondo. Vediamo come Magia gioca alle spalle di Mulas e Coseli, che sono le punte, una sorta di 4-3-1-2 quello schierato da mister Marini. Nuorese invece nel solito 4-4-2, nessuna mossa di turnover per Fraschetti in questo turno infrasettimanale, che è il terzo turno infrasettimanale del campionato di eccellenza, l'ultimo per quanto concerne il girone d'andata. Ce ne saranno 2 anche nel corso del girone di ritorno. Kiwobo gioca su Guazzaroni, Ticco che si è allargato a sinistra, ancora Guazzaroni, sventaglia sulla destra nella zona di Russu che gioca per Rolandone. Rolandone lancia lungo nella zona di Cocco, deve difendere il pallone Cocco, Muzzu fa valere la sua maggior fisicità e mette il pallone in fallo laterale. La rimessa con le mani sarà affidata verosimilmente a Russu, con Rosano che va a servire il pallone al compagno. Ancora una volta Rosano nel vivo delle azioni clou della Nuorese, è stato lui a realizzare il gol del 2-2 contro il Taloro Gavoi e oggi ha ispirato Ticco per il repentino vantaggio della squadra di casa. Sventagliata di Nanni a pescare Cocco, chiude bene frisciata in fallo laterale. Crediamo che si tratti del numero 3, non è facilissimo vedere la numerazione dei giocatori del Portorotondo. Sì, si tratta di frisciata che gioca sulla destra. Attenzione adesso a questo tentativo un po' velleitario di Guazzaroni. Melis osserva il piazzamento dei compagni, serve Muzzu, lancia lungo Muzzu, un pallone a metà strada facilmente intercettato dai giocatori della Nuorese. Adesso l'arbitro ha ravvisato un'azione fallosa ai danni di Guazzaroni, ci sarà calcio di punizione per la squadra verde-azzurra appena al di là della linea di metà campo. Se ne incarica Kiwobo, batte corto su Nanni, da Nanni a Russu sul settore di destra. Russu chiama l'azione Grigoriadis, non perfetto il suo controllo, arriva in chiusura Mulas che serve all'indietro Rasu che mette direttamente il pallone in fallo laterale sulla pressione di Grigoriadis. Nanni a Rolandone, il servizio per Kiwobo. Kiwobo serve Cucchi, un po' controtempo, riesce comunque a tenere il pallone.
a servire Ticco che gioca all'indietro per Kiwobo, lancio lungo a pescare Cocco che ha provato a inserirsi tra le linee, arriva l'anticipo di Frisciata, poi riparte il Portorotondo con Piemonte che serve Coseli, non perfetto il controllo dell'attaccante ospite, e Nuorese che può ripartire con Russu sulla destra, Rolandone per Grigoriadis, l'intervento di Rassu, scusate, abbastanza efficace, ma Nuorese che tiene ancora palla, grande possesso di palla dei verdi-azzurri in questo inizio di partita. Adesso c'è l'errore di Kiwobo, Magia riesce a servire Mulas, allarga su Coseli, stavolta Kiwobo fa buona guardia e serve Rosano, lancio lungo di Rosano per Ticco, perfetto l'anticipo da parte di Muzzu, quindi Coseli prova a dialogare con Mulas, ma chiude bene la Nuorese anche in questa occasione. Rolandone larga su Cucchi, un po' in ritardo, prova a tenere il pallone in campo ma effettivamente non era facilissimo, fallo laterale e rimessa per il Portorotondo battuta da Frisciata, il tocco per Moroni, ancora una volta chiude la Nuorese. Ticco lancia a Cocco in profondità e in anticipo su Frisciata, Cocco entra in area di rigore, la sterzata sul destro, il pallone al centro per Ticco, la conclusione, la parata e poi ancora Ticco a mettere il 2-0 e stavolta non proprio esente da colpe Melis. Ticco ha provato a piazzarla in un primo momento, la respinta di Melis e ancora il nigeriano a mettere il pallone in rete, sempre più protagonista Ticco. 2-0 Nuorese. Lo spunto di Cocco sulla sinistra, la sterzata su Frisciata, pallone al centro e poi Ticco ha avuto ben due occasioni per mettere il pallone in rete. Nella prima Melis si è opposto ma non ha potuto far nulla sulla seconda. 2-0 dopo appena 9 minuti. Si fa veramente complicata per il Portorotondo che adesso prova ad attaccare con Piemonte, circondato da tre avversari che gli portano via il pallone. Guazzaroni però non riesce a tenere la sfera in campo e quindi rimessa con le mani in zona d'attacco per il Portorotondo. Arriva Frisciata, Frisciata per Magia, viene il pallone il capitano, lo fa rimbalzare su Cocco, ci sarà rimessa laterale in favore del Portorotondo, quindi è Coseli che viene toccato duro da Guazzaroni, non è dello stesso avviso l'arbitro, quindi Moroni, Mulas forse con un braccio, stop comunque non perfetto, rinvia a Kiwobo, adesso Rassu prova a far ripartire l'azione dei suoi, troppo lunga la palla all'indirizzo di Mulas, esce Semerzidis e fa sua la sfera. È una Nuorese che bada molto al sodo in questi primi minuti, 2 occasioni e 2 gol per i verdi-azzurri che adesso provano a riproporsi in avanti con Cucchi, però non riesce a controllare, ci sarà rimessa con le mani in favore del Portorotondo, se ne caricherà Frisciata sull'out di destra, la Frisciata a Magia, ancora Frisciata pressato da Cocco, cerca il dialogo con Piemonte pressato da Cucchi, solleva il pallone Piemonte, poi lo fa rimbalzare sull'avversario, ma per l'arbitro la rimessa è per la Nuorese, evidentemente il controllo di Piemonte era oltre la linea dell'out, quindi Cucchi gioca all'indietro su Kiwobo, Nuorese che non ha particolare fretta di accelerare i ritmi, adesso Nanni sventaglia per Cocco, ottimo stop di petto, ma il signor Siddi dalla parte opposta rispetto alla nostra ha segnalato una posizione di fuorigioco del numero 11 della Nuorese. Melis si incarica di battere il calcio di punizione, non benissimo ma comunque efficace per il controllo di Moroni, meno bene il suo lancio in avanti con Semerzidis che fa suo il pallone. Non c'è pressing e il portiere greco non ha particolare fretta di riprendere le operazioni di gioco, lo fa ora
con un lancio sulla destra verso Rosano, anticipato, Rolandone, Russu, si ferma Russu e gioca su Nanni, da questi ancora Rolandone, si ferma Rolandone, gioca ancora all'indietro per Nanni. Al piccolo trotto lanuorese non c'è particolare pressing da parte degli avversari e fa girare palla la squadra di Fraschetti, portando il gioco sulla sinistra dove c'è Guazzaroni, tocco centrale per Nanni, quindi Rolandone, porta palla Rolandone fino alla linea di metà campo, apre per Cucchi a sinistra, quindi Ticco, da Ticco a Cocco, di prima per Cucchi, vediamo se riesce a passare, no, c'è la chiusura puntuale di Muzzu in fallo laterale. Cucchi gioca su Rolandone per Ticco, bravo Moroni nell'interdizione questa volta, quindi l'uscita di Saggia, da questi a Magia, fermato da Rolandone fallosamente secondo il signor Praiola, calcio di punizione in favore del Porto Rotondo. Lancio lungo di Magia nella zona di Mulas, anticipato, ma alimenta l'azione il Porto Rotondo con Saggia, combatte il numero 8 del Porto Rotondo, ma riesce a uscire la nuorese con Cocco, apre sulla destra per Rosano, arriva la sovrapposizione di Russu. Russu punta l'uomo, scarica su Rosano sulla destra, Rosano inseguito da Deiana, gioco di gambe di Rosano che poi chiede collaborazione a Ticco, ma il passaggio è fuori misura, mette fuori Moroni, ancora nuorese in possesso palla con il duo Rosano-Russu, quindi Ticco mette in movimento Russu, pallone al centro per Grigoriadis, ottima chiusura da parte di Rassu che mette il pallone in fallo laterale, altra potenziale occasione per la nuorese che gioca un po' al piccolo trotto, forte di questo doppio vantaggio firmato Ticco al primo e all'8° minuto del primo tempo, un 1-2 micidiale da parte della capolista. Porto Rotondo che generosamente prova a riordinare l'idea a venire avanti, ma è un po' vittima di questo prolungato possesso palla dei verde-azzurri che concedono davvero poco. Rolandone, Guazzaroni, Cocco, troppo forte il passaggio che comunque torna su Guazzaroni, quindi Rolandone, Kiwobo, Guazzaroni e continua il possesso palla della nuorese, non c'è particolare opposizione da parte della squadra olbiese. Adesso però l'errore di Kiwobo in appoggio, Moroni lancia Coseli, Coseli inseguito da Kiwobo, protegge palla Coseli, poi il tocco per Frisciata, il suo cross e un passaggio a Shemerzidis. Rolandone gioca su Russu, ancora Rolandone in posizione centrale, apre sulla sinistra per Ticco, da Ticco a Cocco che gioca all'indietro per Kiwobo. Rolandone, attenzione che c'è lo scatto di Cocco, Rolandone non lo vede ma serve comunque rasoterra, Cocco, tocco per Ticco, quindi Cucchi sul settore di sinistra prova ad allargare il gioco alla nuorese che però poi ritorna al centro con il prolungatissimo, diremo, possesso palla. Adesso l'errore di Grigoriadis che rimette in moto il Porto Rotondo con Mulas, contrastato da Guazzaroni che favorisce l'intervento di Kiwobo che gioca all'indietro su Shemerzidis, quindi Nanni, Rolandone, Guazzaroni, dialogano sullo stretto i giocatori della nuorese. Adesso Rolandone apre per Rosano, vediamo se ci sarà un'accelerata all'azione. Rosano apre sulla sinistra per Ticco, non perfetto il suo controllo, chiude Frisciata, ma è ancora nuorese a tenere palle, a fare la partita. Rosano, Guazzaroni, tocco per Kiwobo, ancora Guazzaroni, Rosano, Rolandone, Russu, chiude bene Deiana, di Saggia prova a far ripartire i suoi ma è ancora nuorese in possesso palla. L'esterno di Rolandone per Cucchi,
Cucchi lancia verso Grigoriadis, troppo corto, ancora il terzino romagnolo a prendere palla, a servire Cocco, out di sinistra, c'è la sovrapposizione di Cucchi, sterzata di Cocco, pallone al centro per Grigoriadis che non ci arriva, altro pallone interessante messo al centro. In difficoltà il Portorotondo, non riesce a prendere le misure alla Nuorese, soprattutto quando i verdeazzurri accelerano e cercano il gioco sulle fasce, da una parte con Russu e Rosano, dall'altra con Cucchi e Cocco. Cucchi mette al centro, palla messa fuori, ma è ancora la Nuorese che recupera con Guazzaroni che gioca all'indietro per Nanni. Nanni per Cemerzidis, quindi ancora il difensore centrale. Lancio lungo a cercare Cocco, pallone che arriva a destinazione per un'indecisione di frisciata. Cocco cerca di guadagnare il fondo sulla sinistra, mette il cross, Rosano ancora per Ticco e c'è il 3-0 della Nuorese. È tutto troppo facile. Apertura di Cocco sulla sinistra, contro cross di Rosano a pescare Ticco, che per la terza volta non lascia scampo a Melis. 3-0 dopo appena 17 minuti di gioco. È certo che sul piano psicologico la partita si è messa davvero in salita per la squadra di Marini. Le difficoltà erano note, il valore dell'avversario pure, ma nessuno si sarebbe aspettato uno sbilanciamento di forze di questo tipo dopo nemmeno 20 minuti di gara. Viene avanti Deiana, chiuso, Guazzaroni, Rolandone, il tocco di mano di magia probabilmente, calcio di punizione in favore della Nuorese. Senza imporre ritmi forsennati, la squadra verdeazzurra però mette in mostra tutte le sue qualità ogni qualvolta accelera, come è successo in occasione del terzo gol, con Cocco ben lanciato da Nanni, il cross di sinistro da parte del numero 11, pescare Rosano, che poi è stato molto intelligente a non tentare la battuta da una posizione difficile, a trovare Ticco che era sicuramente meglio piazzato. Altro fallo di magia, stavolta su Guazzaroni, calcio di punizione in favore della Nuorese. Rolandone per Ticco, Cocco, Rolandone, ancora il numero 10 nigeriano, scarica su Cucchi, cross al centro, Grigoriadis viene anticipato, quindi Moroni perfeziona il disimpegno della difesa del Portorotondo, ma ancora Nuorese con Kiwobo che serve Guazzaroni, Rolandone, Kiwobo, Nanni. Lancio lungo di Nanni a pescare Rosano, un po' in ritardo Deiana, Rosano mette al centro, ancora per Ticco, il velo per Cocco. E stavolta legge bene la situazione il Portorotondo con l'anticipo di Saggia, se non andiamo errati, ai danni di Cocco, che era pronto alla battuta a rete. Rimessa laterale che viene battuta da Cucchi. Cercato Ticco al centro dell'area, il colpo di tacco di Ticco letto bene comunque dalla difesa del Portorotondo, da Muzzu che spazza via in una zona dove non ci sono maglie rosse, dove ci sono invece i giocatori della Nuorese che impostano. Guazzaroni, Rolandone, da Rolandone a Rosano. Rosano apre sulla sinistra per Cocco, stoppa il pallone di testa, mette giù Cocco, la sterzata, quindi Grigoriadis, ancora Cocco, tentativo di dialogo, destro completamente fuori misura, apprezzabile il tentativo di Fabio Cocco, un pallone che però finisce ben distante dai pali della porta difesa da Melis. Lancia lungo Melis nella zona
di Coseli, non perfetto Russu in questa circostanza, va a pressarlo Coseli ma Russu tiene la posizione, poi mette il pallone in fallo laterale, avanza Saggia che scarica su Deiana la battuta di questa rimessa. Magia mette al centro nella zona di Mulas, non arriva sul pallone, almeno non come vorrebbe Mulas, non tocca Kiwobo e quindi rimessa da fondo campo in favore della Nuorese. Semerzidis, Guazzaroni, Cocco di prima intenzione verso Rosano, impreciso il passaggio, torna in possesso palla il Portorotondo con Deiana che mette al centro Magia, buono il controllo ma arriva Guazzaroni a far sua la sfera, poi vince un rimpallo con Piemonte, lanciato Tico da questi a Cocco, Cocco si porta il pallone sul destro e poi viene chiuso dal raddoppio di Piemonte, prova a ripartire adesso il Portorotondo con Mulas, controllo così ma Mulas riesce a giocarla all'indietro su Moroni, vince il duello con Guazzaroni e poi riesce a servire all'indietro. Portorotondo che riparte dalla sinistra con Deiana che gioca su Rassu, alza il pallone Rassu per Coseli, pallone ribattuto ancora Moroni per Magia, da Magia a Coseli. Interessante questa imbeccata del numero 10, ma Cemerzidis è stato bravo a leggere la situazione, a uscire in anticipo e poi a far sfilare il pallone. Piccolo cenno di reazione del Portorotondo quando siamo a metà del primo tempo, il risultato vede la Nuorese in vantaggio per 3-0. Mattatore di giornata e non solo di questa giornata ma specificatamente di questa giornata Tico, con la sua tripletta al primo, all'8° e al 17° minuto. Magia gioca all'indietro ma arriva Tico in fase difensiva a recuperare questo pallone, a metterlo a disposizione di Kiwobo che apre in una zona dove non ci sono giocatori della Nuorese. Deiana, Rassu alla lunga verso Saggia, Nanni fa valere il fisico e chiude sul centrocampista del Portorotondo, subisce anche fallo Nanni e ci sarà quindi calcio di punizione per la Nuorese. Rolandone gioca all'indietro per Semerzidis, Nanni alza un campanile dove arriva Frisciatta, quindi Cocco in anticipo prova a far ripartire i suoi ma è arrivata la chiusura di Moroni che poteva essere un assist per Coseli ma pallone decisamente fuori misura. Portorotondo che non riesce a impensierire la retroguardia della Nuorese che sembra essersi un attimo fermata, anche se per la verità i ritmi non sono mai stati altissimi in questi primi 25 minuti di gioco. Decisive però le accelerate della Nuorese e indubbiamente la qualità di molti dei suoi elementi come Cocco, come Rosano e ovviamente Tico. Grigoriadis apre su Russu che prova a guadagnare qualche metro, serve Tico, Rolandone, Tico, c'è Rosano sulla destra, viene servito, ancora Tico che gioca all'indietro su Nanni, Nanni a Rolandone, finta di Rolandone che viene messo giù da Coseli in pressione, calcio di punizione per la Nuorese, lo stesso Rolandone se ne incarica e serve Kiwobo, Guazzaroni, Cocco, dietro per Kiwobo, quindi Tico che gioca con Nanni, Russu, anticipato Russu dall'intervento di Deiana che prova a ribaltare il fronte, viene messo giù da Tico, calcio di punizione in favore del Portorotondo. Vediamo se la squadra di Marini sfrutterà almeno le palle inattive, cercare di mettere un pallone al centro dell'area.
Il calcio di punizione viene battuto da Magia, grappolo di uomini nei pressi del limite dell'area di rigore. Parte Magia, il colpo di testa di Rolandone, ma palla che rimane lì, quindi Nanni, Tico e Cucchi che prende il pallone sulla sinistra ma non riesce a tenerlo in campo. Ci sarà quindi una rimessa con le mani in favore della squadra gallurese, se ne incarica Frisciatta. L'arbitro ferma il gioco, qualche problema per Ticco. Può ripartire adesso il Portorotondo con Frisciatta, scambio sullo stretto con il numero 7 Piemonte. Felice l'interdizione della Nuorese in questa circostanza. E qui adesso è Muzzu che prova a mettere il pallone avanti, non va per il sottile Rolandone, mette in fallo laterale. Frisciatta. Quindi Moroni allarga sulla sinistra nella zona di Deiana. Deiana assaggia, prova a convergere ma arriva puntuale la chiusura di Rolandone. Quindi Rosano che lancia in avanti per Russu in proiezione offensiva, viene fermato Russu, per l'arbitro è tutto regolare. Lamentava un'ostruzione il capitano della Nuorese, non dello stesso avviso il signor Praiola di Avellino. Magia adesso lancia lungo nella zona di Coseli, ancora un pallone fuori misura, ancora un'uscita facile per Semerzidis che mette in azione Kiwobo. Adesso prova a salire il pressing del Portorotondo con 5 uomini nella tre quarti. Assaggia il suo controllo, Rolandone fa valere la ben diversa stazza. Viene avanti, mette in movimento Rosano, attenzione, pallone al centro, troppo lungo ma c'è Cocco dall'altra parte. Cocco mette il pallone sul destro, poi sul sinistro, il cross al centro e il rischio probabilmente di un'autorete da parte di Muzzu che nel tentativo di anticipare Rolandone stava per mettere alle spalle di Mulas. Qui un altro cross insidioso messo da Russu, non c'è arrivato nessuno. E arrivano gli applausi del quadrivio a sottolineare questo mini break della Nuorese che ha avuto 2 occasioni per segnare un altro gol. Un po' in confusione la difesa ospite in questa circostanza. Stiamo per entrare nella mezz'ora di gioco qui al Franco Froghieri. Nuorese 3, Portorotondo 0. Qui è Magia che va a sbrogliare una situazione nella sua metà campo, tocca all'indietro per Muzzu, lancio di Muzzu nella zona di Piemonte che lotta per tenere questo pallone, non ci riesce per merito della pressione di Cocco. Nanni, lancio lungo nella zona di Cocco, stavolta fa buona guardia Frisciatta e mette il pallone in fallo laterale. Cucchi, Guazzaroni, Cucchi di testa, palla che era già uscita e quindi ci sarà una rimessa laterale in favore della squadra olbiese. Saggia, Magia, apertura per Rassu che fa partire sulla sinistra Deiana. Deiana sterza su Rosano che continua a pressare. Deiana si porta il pallone fino a centrocampo, poi scarica sul terzino destro sia Frisciatta che tocca per Magia. Magia apre su Rassu, prova a fare un po' di possesso palla il Portorotondo. Adesso Rassu si porta il pallone fino ai 40 metri, prova un tiro assolutamente velleitario che Semerzidis blocca facilmente, ma almeno possiamo dire che è arrivato un tiro in porta da parte del Portorotondo.
Guazzaroni gioca all'indietro per Nanni, quindi Russu, Rosano, lancio nella terra di nessuno e può ripartire il Portorotondo. Attenzione adesso al pressing di Cocco su Muzzu, Portorotondo che ne esce comunque bene con Frisciatta che tocca per Magia, finta su Grigoriadis, pallone per Mulas, lotta Mulas, prova a servire Coseli, altro duello con Kiwobo che commette fallo, calcio di punizione già battuto, attenzione a Mulas sul settore di destra, inseguito da Kiwobo che gli tocca via il pallone, non c'è fallo, tutto regolare, si riprenderà con una rimessa con le mani per il Portorotondo. Magia prova a far scorrere il pallone Frisciatta, ma anche questa azione sfuma, tanta imprecisione, sicuramente Portorotondo condizionato fortemente dal punto di vista psicologico dopo l'hat-trick di Tico, arrivata in poco più di un quarto d'ora. Cocco gioca all'indietro per Cucchi, quindi Kiwobo va via a Mulas, poi tocca per Rolandone, Russu, Rosano, ancora per Russu, ha spazio il numero 2, il suo sinistro è troppo debole, viene bloccato agevolmente da Melis. Frisciatta, Muzzu, Rassu, tocca all'indietro, adesso prova a far salire il pressing la Nuorese, Frisciatta riesce a venire fuori inseguito da Cocco, lancio lungo nella zona di Coseli, ancora una volta Kiwobo a fare buona guardia e Nuorese che riparte con Rolandone sul cerchio di centrocampo, da Rolandone a Rosano, ha tentato il passaggio per Tico fuori misura e quindi Portorotondo che riparte con Magia e Moroni, ma ancora un passaggio impreciso, ancora Nuorese che può distendersi in avanti sul settore di destra, ha spazio Russu, chiama l'azione Rosano, Rosano vince un po' fortunosamente un rimpallo ma poi arriva puntuale la chiusura degli Smeraldini, Magia inseguito da Rolandone, quindi Nanni, scusate, ovviamente Rassu che gioca all'indietro, fase un po' confusa della gara, la Nuorese che non ha nessun interesse ad alzare i ritmi, il Portorotondo che non riesce però a imbastire una reazione degna di nota. Attenzione a Coseli adesso, tocco per Mulas che prova a lanciare nello spazio il suo compagno di reparto, è arrivata la chiusura di Nanni. Frisciatta si incarica di battere questa rimessa laterale dall'out di destra, Moroni, ancora Frisciatta, quindi Saggia tocca per Frisciatta, Cocco, Cucchi, Guazzaroni, Kiwobo, tutto di prima, poi Kiwobo salta un avversario, mette in movimento Cocco, attenzione al contatto tra Rassu e Grigoriadis, l'arbitro aspetta l'evolversi dell'azione, poi fischia un calcio di punizione in favore della Nuorese. Resta a terra Grigoriadis, toccato duro, adesso va nuovamente a guadagnare la sua posizione di centravanti. Kiwobo, Guazzaroni, Rolandone, qualche difficoltà di controllo per Guazzaroni che poi serve Kiwobo, tocco all'indietro per Semerzidis, ancora Kiwobo, non c'è nessuno a pressare, nessuno pressa nemmeno Rolandone, prova a farlo adesso Coseli, Rolandone apre la falcata, serve Rosano, ancora Rolandone, c'è Russu sulla destra e viene servito. Rosano un po' in ritardo su questo passaggio di Russu, si chiude il Portorotondo con Moroni che rilancia sulla fascia di sinistra.
Rassu, porta palla, serve Coseli, inseguito da Guazzaroni. Coseli prova ad andare via ma perde il duello con il numero 4 della Nuorese, che guadagna anche un fallo laterale. Rolandone per Kiwobo, quindi Cucchi, c'è poco movimento, Cucchi gioca su Guazzaroni, quindi Rolandone per Grigoriadis, ancora Rolandone, prova a partire Cucchi sulla sinistra, viene ignorato, adesso Guazzaroni lo vede e lo serve, finte di Cucchi, pallone all'indietro per Ticco in posizione di playmaker, tocca su Nanni. Rolandone, quindi Russu, Rosano e ancora Rolandone, non c'è grande opposizione da parte del Portorotondo, verticalizzazione di Rolandone per Ticco, quindi Rosano prova ad andare via, fermato da Deiana che ha la possibilità di ribaltare l'azione e di lanciare lungo per Mulas, ma ancora una volta fa buona guardia Kiwobo, ulteriore conferma di uno strapotere che non è solo tecnico da parte della Nuorese ma anche fisico, lo vediamo continuamente nei duelli che si succedono in tutte le zone del campo, soprattutto in mediana. Rolandone e Guazzaroni fanno valere fisico e dinamismo. Attenzione a Cocco, sterza, viene toccato duro dal numero 7 Piemonte, che viene redarguito dall'arbitro. Attenzione perché Cocco batte subito nella zona di Rosano, anticipato, prova a subentrare Russu nell'azione, recupera il pallone Rosano, intanto c'è un giocatore della Nuorese a terra, si tratta di Cucchi, probabilmente è stato toccato duro a palla lontana. Probabilmente ancora Piemonte a toccare duro Cucchi, Piemonte è stato redarguito già dal signor Praiola in occasione del fallo commesso su Fabio Cocco. Gioco che riprende dall'out di sinistra dove Saggia verosimilmente restituirà il pallone ai giocatori della Nuorese. Tocco per Moroni, sì, pallone restituito a Nanni, si prosegue con Russu, cerca Rosano, Rosano converge ma viene fermato da Saggia e poi dall'intervento risolutore di Deiana che mette il pallone fuori. 6 minuti al 45esimo, 3-0 per la Nuorese, tripletta di Ticco al primo, all'8° e al 17° minuto. Una tripletta che non ha lasciato scampo al Portorotondo. Nuorese, se il Portorotondo era venuto a fare una partita di contenimento nel tentativo di raggiungere il colpaccio, i piani sono saltati abbastanza presto, con la Nuorese che si conferma squadra molto concentrata soprattutto nei minuti iniziali. Anche contro il Taloro domenica scorsa il gol è arrivato dopo appena 5 minuti. Attenzione a Cocco che ha spazio, mette il pallone sul sinistro, tiro centrale bloccato da Mulas. Cocco un destro naturale, ci ha provato con il mancino, non è riuscito a sorprendere il portiere del Portorotondo. Un tiro in porta salutato dall'applauso del quadrivio. Sarà Cucchi, tocca per Kiwobo, allunga la falcata Kiwobo e poi lancia lungo nella zona di Ticco e Grigoriadis, chiude bene Muzzu, quindi è Frisciata che gioca su Piemonte, pallone per Coseli, in mezzo Saggia, il tiro e il gol! È arrivato il gol del Portorotondo con Saggia, bella azione in verticale quella della squadra gallurese. È partita che logicamente adesso potrebbe diventare più interessante. Il cross dalla destra di Coseli
Saggia tutto solo, è riuscito a piazzare il pallone all'angolino, nulla da fare per Semerzidis. 3-1 per la Nuorese, quando i minuti di gioco sono 41. I ritmi bassi hanno un po' favorito questa azione improvvisa del Portorotondo, che finalmente si è reso pericoloso e lo ha fatto nel migliore dei modi, trovando il gol che consente ai galluresi di accorciare le distanze. 3-1 il punteggio. È partita che si potrebbe appunto vivacizzare. Si è giocato veramente al piccolo trotto. Attenzione adesso a Mulas, che tocca su Magia, pressato da Rolandone. Magia apre sulla sinistra per l'inserimento di Deiana, fermato quindi Grigoriadis. Rolandone prova a distendersi la Nuorese con Tico, da Tico a Grigoriadis, quindi Cocco converge sul destro, serve Rosano, passaggio fuori misura da parte del numero 11 e sfuma questa azione che poteva essere interessante, perché il Portorotondo non aveva tantissimi uomini a difendere. L'errore di Cocco che ha messo fuori tempo Rosano, e può tirare un sospiro di sollievo il Portorotondo. Non mi piace guardare. Guazzaroni per Cucchi, il suo lancio direttamente su Melis. Frisciata, sbaglia tutto, mette in movimento Tico, Cocco, ancora Tico, giocano di prima, quindi il nigeriano tocca su Grigoriadis, deve girarsi, chiama l'azione Russu. L'azione Russu ha spazio per il sinistro che arriva, ma è centrale. Fa buona guardia Melis, che lancia a lungo nella zona di Coseli. Attenzione, 2 contro 2 in questa circostanza, ma il pallone è troppo lungo e Nanni va a chiudere. Quindi Cucchi, Chiuobo, Guazzaroni, da Guazzaroni a Russu, l'anticipo di Saggia. Attenzione a Mulas, converge Mulas, cerca collaborazione, non la trova ed è costretto a giocare all'indietro verso Deiana. 1 minuto e mezzo al 45esimo. Nuorese che torna in possesso palla con Nanni. Russu, vediamo se i verdi-azzurri si distendono. Russu per Tico, Grigoriadis, non perfetto il controllo ma comunque efficace, arriva Rosano. Il cross di Rosano nella zona di Frisciata, attenzione a Cocco, Cocco la mette in mezzo dove c'è Russu che viene anticipato, quindi Moroni svirgola, ancora Nuorese in avanti, Cucchi apre per Cocco sulla sinistra, il cross ribattuto, ci prova ancora Cocco, la mette nuovamente sul sinistro, ma c'è ancora la chiusura di Frisciata in fallo laterale. Resta in zona d'attacco la Nuorese con Cucchi. Vediamo se tenterà la gittata lunga per Tico. Ci prova Tico, l'arbitro fischia una sua trattenuta ai danni di Moroni. Calcio di punizione in favore del Portorotondo. Il rinvio di Melis nella zona di Mulas che anticipa Rolandone. Attenzione a Coseli che torna sul pallone, l'arbitro fischia un fallo di mano abbastanza evidente. Coseli lamenta una spinta, ma il tocco con il braccio è sembrato anche abbastanza netto. E su questa azione l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Finisce il primo tempo al Franco Frogheri con appena 5 secondi di recupero. 3-1 per la Nuorese, tripletta di Tico al primo, all'8° e al 17° minuto. Nel finale il Portorotondo accorcia le distanze e si regala un po' di speranza per il secondo tempo. Qualche consiglio pubblicitario e noi torneremo per la ripresa.
Nasce l'anello. A Viosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco. E torniamo in diretta dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per il secondo tempo della sfida tra Nuorese e Portorotondo. Ricordiamo il punteggio: Nuorese in vantaggio per 3-1 per effetto della tripletta realizzata da Tico al primo, all'ottavo e al 17° minuto del primo tempo. Il gol della bandiera del Portorotondo è arrivato al 41° in chiusura di prima frazione di gioco ad opera di Saggia, un risultato che testimonia, fotografa abbastanza fedelmente l'andamento di un primo tempo dominato dalla Nuorese sul piano tecnico, sul piano fisico e soprattutto del possesso palla, ma il gol di Saggia è stato un monito alla concentrazione per la squadra di Fraschetti e anche un invito al Portorotondo a crederci più di quanto non abbia oggettivamente fatto, almeno fino al 41° quando Saggia è riuscito appunto ad accorciare le distanze. Nuorese Portorotondo è una delle grandi esclusive di Directa Sport Live TV, la web TV dello sport sardo che copre ben 20 discipline, tanti eventi legati al calcio, alla pallacanestro, alla pallamano per esempio, ma anche alla pallavolo. Oggi in campo l'Ermanea di Olbia, altra grande esclusiva di questa nostra emittente. La voce che vi parla è quella di Francesco Tuffu, alle immagini, alla regia Andrea Farris. Nuorese che è partita in attacco in questo secondo tempo con un pallone lanciato sulla sinistra su cui ha fatto buona guardia Fabrizio De Iana, rimessa laterale per i verde-azzurri con Cucchi che si incaricherà verosimilmente di batterla. Non crediamo che ci siano stati cambi, non abbiamo visto, ma crediamo di no, non ci sono stati cambi
all'inizio di questo secondo tempo. Nuorese, che lo abbiamo detto anche in sede di prima frazione di gioco, ha confermato gli 11 che hanno giocato contro il Talora. Attenzione alla Tico che prova lo sfondamento, mette giù Rassu, ci sarà calcio di punizione per il Portorotondo. Dicevamo, la Nuorese ha confermato l'11 titolare che ha giocato domenica scorsa contro il Taloro, segno di una buona condizione fisica generale della squadra, a cui non mancano certo alternative di buon livello che probabilmente vedremo nel secondo tempo. Tanti assenti invece nel Portorotondo, ce lo diceva il dirigente Marco Piemonte prima dell'intervista pre-gara. La più pesante è sicuramente quella di Fabio Budroni, oggi assente per squalifica. Tanto si riprende Tico, che aveva subito un colpo in occasione dello scontro precedente, il gioco che riprende con un calcio di punizione in favore del Portorotondo. Se ne carica il portiere Melis. 4 uomini nella metà campo della Nuorese, segno di una pressione più accentuata da parte del Portorotondo, apparso un po' rinunciatario nel corso del primo tempo. Adesso Rosano prova a lanciare Grigoriadis, la chiusura di Rassu e poi Deiana a perfezionare il disimpegno in fallo laterale. Viene avanti il capitan Russu, da Russu a Nanni, quindi Kiwobo, pressing di Mulas e di Coseli. Kiwobo sbaglia l'appoggio, poi Nanni rimedia in qualche modo, quindi Rosano, Russu prova a mettere in funzione il binario di destra la Nuorese. Russu converge, mette il pallone sul sinistro, poi tocca per Rolandone, un po' macchinosa l'azione di Rolandone che scarica su Rosano. Si era inserito bene Cocco nel frattempo, cross di sinistro di Rosano impreciso. Tico, pallone al centro per Russu, il velo, legge bene la situazione degli Iane, prova a ripartire Saggia per il Portorotondo. Saggia verticalizza per Coseli, completamente fuori misura il pallone, quindi Nanni, serve Cocco, il colpo di tacco per Russu, non si capiscono i due. Cocco adesso reclama un fallo di mano, non è dello stesso avviso l'arbitro, quindi duello tra Saggia e Rolandone. Vince il rimpallo il centrocampista del Portorotondo, che gioca poi all'indietro per Rassu. C'è Piemonte che allarga sulla destra per l'inserimento di Frisciata, lancio lungo per Mulas inseguito da Kiwobo, deve arretrare Mulas inseguito dal franco-congolese, gioca all'indietro, attenzione a Piemonte inseguito da Guazzaroni, si gira bene Piemonte, serve Magia. Sicuramente più vivo il Portorotondo in queste battute iniziali di ripresa, almeno rispetto a quanto ho fatto vedere nel corso del primo tempo. Attenzione a Moroni, ha spazio per tirare, la sua conclusione è troppo debole, non impensierisce Semerzidis, che fa ripartire i suoi. Tico allarga su Rosano, legge bene la situazione Saggia, attenzione alla verticalizzazione per Mulas, qualche problema a girarsi, poi Mulas prova la conclusione, Semerzidis non azzarda la presa e mette in calcio d'angolo. Qualche cenno di disapprovazione da parte del pubblico, un avvio un po' molle della Nuorese e Portorotondo che sta prendendo coraggio nel tentativo di riaprire una gara che dopo appena un quarto d'ora, poco più, sembrava addirittura compromessa. Sul pallone Saggia e Magia, battere questo calcio d'angolo in favore della squadra olbiese. Magia, pallone al centro, Semerzidis con i pugni, attenzione però al colpo in girata da parte di Rassu, ci ha dato anche l'illusione del gol. Palla che è uscita di pochissimo e grande occasione per il Portorotondo di rimettere in piedi la gara. Un po' incerto Semerzidis in questa circostanza e ne stava per approfittare la squadra ospite per realizzare il gol del 3-2 che riaprirebbe ufficialmente la contesa.
Qui è Nanni che protegge su Coseli, che commette fallo. Calcio di punizione in favore della squadra di casa. Se ne incarica Rolandone. Guazzaroni. Kiwobo. Shemerzidis. Ancora Guazzaroni, ma è Porto Rotondo ancora in possesso di palla con Moroni. L'intervento di Rolandone, Cocco, sterzata di Cocco, quindi Guazzaroni, ancora Cocco, ha un po' di spazio, serve Grigoriadis, imperfetto il suo controllo e lancia il contropiede del Porto Rotondo con Piemonte. Vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, sì, attenzione Mulas, va via Nanni, Mulas, il tiro e il gol! Si riapre la partita ed è Mulas a realizzare il gol del 3-2. Abbiamo detto di un Porto Rotondo decisamente più convinto e Nuorese che insomma ha iniziato questo secondo tempo troppo compassata e questo atteggiamento è stato ben fotografato da questo pallone perso da Grigoriadis che ha lanciato il contropiede della squadra ospite. Piemonte per Mulas, la sterzata su Nanni e il tiro deviato che va a insaccarsi alle spalle di Shemerzidis. Si riapre la partita, Nuorese 3, Porto Rotondo 2. Minuti di gioco 8 nel corso della ripresa. E vediamo che Marini prepara il primo cambio. Pronto a entrare Picinnu con il numero 14. Tanto c'è un giocatore a terra della formazione ospite. A lasciare il campo sarà Moroni. In campo con il numero 14. Entra quindi Picinnu a posto di Moroni. Con questo cambio forse il Porto Rotondo aggiunge un po' di fisicità, almeno a vedere la diversa mole del neo entrato. E adesso è la Nuorese a essere chiamata a una reazione. Eccessivo rilassamento della squadra di Fraschetti e il Porto Rotondo ha saputo colpire 2 volte a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Rolandone, Russu, Nanni, ancora Rolandone, quindi Guazzaroni va a pressare Magia. E lo vediamo come più convinto il pressing della squadra ospite in questa fase, quindi Grigoriadis prova a lanciare Cocco, completamente fuori misura il passaggio, Melis la prende con le mani e fa ripartire i suoi. Lancio lungo di Melis nella zona di Piemonte, contrastato prima da Guazzaroni e poi da Cucchi che mette il pallone fuori, quindi Tico ha un po' di spazio, deve fermarsi però il giocatore nigeriano, serve Rolandone, c'è Russu e c'è anche Rosano sulla destra, controlla male Rosano e fa ripartire Deiana, il lancio lungo nella zona di Coseli, 1 contro 1 con Kiwobo che lo costringe ad arretrare, gioca su Piemonte Coseli, quindi Saggia gioca su Magia, quindi tentativo di verticalizzazione bloccato da Rolandone in collaborazione con Grigoriadis, ancora un errore in appoggio di Rolandone e lo potete sentire in sottofondo, si spazientisce un po' il pubblico del quadrivio. Attenzione a Magia, contrasto con Rosano, mette il pallone in avanti dove non ci sono maglie della Nuorese, quindi Rassu gioca all'indietro e poi il lancio lungo di Melis nella zona di Coseli, altro duello con Kiwobo, stavolta il difensore della Nuorese commette fallo, ci sarà calcio di punizione in favore del Porto Rotondo. E se pensiamo ai primi minuti di gara è davvero clamoroso questo risultato, come la partita si sia improvvisamente riaperta con la capolista che è sempre in vantaggio ma solo per 3-2.
Attenzione al cross di frisciata direttamente su Semerzidis, che non trattiene il pallone e regala un calcio d'angolo al Portorotondo. Semerzidis si è portato fuori il pallone praticamente e quindi corner in favore della squadra ospite, il solito Magia sulla bandierina. Tanti saltatori in mezzo, tutta la Nuorese a protezione della propria 16 metri, addirittura grandissimo grappolo di uomini sulla linea di porta. Palla in mezzo di Magia, attenzione, il pallone sfila, anche stavolta Semerzidis non è stato impeccabile, in qualche modo la difesa della Nuorese è al rinvio, ma sta soffrendo la squadra verde-azzurra in questa fase del match. 13° minuto al Franco Frogheri e Portorotondo che adesso con una certa convinzione si sta portando in avanti alla ricerca del pareggio. Guazzaroni blocca in un primo momento, ma attenzione perché c'è il pallone buono per Saggia, l'intervento mancato di Mulas e poi Semerzidis fa su il pallone e mette in profondità dove c'è Grigoriadis. Perde anche questo duello con la difesa del Portorotondo, quindi Deiana. Sventagliata di sinistro nella zona dove c'è Nanni, quindi Rolandone, Rolandone ancora per Rosano che prova a scattare sulla destra, il cross di Rosano, legge benissimo la situazione Muzzu e mette il pallone fuori. Ancora una rimessa in favore della Nuorese dopo il contrasto tra Rosano e Deiana. Tanto l'arbitro ammonisce l'ultimo entrato, ammonisce Piccinnu, probabilmente per un fallo precedente. E tanto alle viste il primo cambio anche nella Nuorese, sta per entrare Flavioni, esterno di sinistra, vediamo quale sarà la mossa di Fraschetti, se vorrà cambiare qualcosa o un semplice cambio tattico. Attenzione a Russu, prova a mettere il pallone in mezzo, contratto da Deiana, calcio d'angolo per la Nuorese, si avvicina al punto di battuta Fabio Cocco, insieme a lui Guazzaroni. Tutti gli effettivi della Nuorese, o perlomeno quasi tutti, a bordo campo a effettuare operazioni di riscaldamento. Probabilmente questa mossa di Flavioni non sarà l'unica che verrà adottata da Fraschetti in questi minuti. Tanto Flavioni è pronto a entrare, tanto Cocco chiede il rispetto della distanza. L'arbitro controlla il posizionamento dei giocatori in area, parte Cocco e qui ci prova, se andiamo errati, Nanni a deviare all'altezza del secondo palo, pallone respinto. Nuorese che può rimanere in zona d'attacco e adesso viene ufficialmente chiamato il cambio che l'arbitro acconsente. Ecco Flavioni, vediamo chi sarà a lasciare il campo. Esce il numero 11 Fabio Cocco, è lui il primo a lasciare il campo nella Nuorese. Applausi di tribuna e gradinata per il capitano che si è reso protagonista in occasione del gol del 3-0 di Tico, l'azione è partita da lui, poi è calato come un po' tutta la squadra nel finale di primo tempo e della ripresa. Entra Flavioni che andrà verosimilmente a sistemarsi sull'out di sinistra, vedremo se nel ruolo di difensore o di centrocampista. Saranno lui e Cucchi a prendere possesso del binario mancino dello schieramento della Nuorese. Flavioni giocherà terzino verosimilmente, visto che è andata a battere questa rimessa laterale, e Cucchi più avanzato, una mossa che abbiamo già visto nel corso della trasferta di Bosa, altra esclusiva di Directa Sport, trasmessa dal Campo Italia con il successo della Nuorese per 4-2. Uscita di Melis su Rosano, Magia lancia lungo verso Piccinnu, pallone bloccato da Russu, quindi Rolandone chiama l'azione il capitano sulla fascia di destra. Ora Rolandone, Guazzaroni,
Nanni, Rolandone tocca per Russu, dialoga con Rosano, ancora Russu qui però non si chiude la linea di passaggio, ma Rosano gioca bene il pallone anche da terra, quindi Tico, pallone al centro ed è risolutivo l'intervento da parte di Rassu, se non andiamo errati. Attenzione a Rosano, entra in area di rigore, pallone al centro, ancora una volta messo fuori da Muzzu, Nuorese che resta lì al limite dell'area di rigore con Rolandone che vince un rimpallo, poi sbroglia tutto Frisciata mettendo in azione il proprio portiere. Un po' di eccesso di zelo in questo caso da parte dell'arbitro nel comandare questo calcio di punizione, ha fatto spostare Magia di mezzo metro, tanto battuta lunga nella zona di Piemonte inseguito da Flavioni. Piemonte protegge il pallone, cerca la collaborazione di Frisciata, riesce comunque a guadagnare un fallo laterale l'esterno del Porto Rotondo, anche lui protagonista nell'avviare l'azione che ha portato poi al gol del 3-2 di Mulas. Porto Rotondo che resta in zona d'attacco con un'altra rimessa laterale battuta da Frisciata. Frisciata serve Magia, bloccato da Ticco che riesce poi a tenere il pallone in campo ma mette un pallone nella terra di nessuno, Grigoriadis troppo lontano. E quindi a buon gioco il Porto Rotondo nel rinviare questo pallone. Intanto uno scontro tra Kiwobo e Guazzaroni, rimane a terra il mediano della Nuorese colpito dal compagno, gioco che comunque è stato fermato per una segnalazione di fuorigioco e intanto sono stati chiamati i sanitari della Nuorese a intervenire. Una botta alla testa per Guazzaroni che rimane a terra e ritmo che ancora non decolla. Porto Rotondo che era partito molto bene in questa ripresa, un po' abbassato i ritmi, e Nuorese che un po' per poco interesse, un po' forse anche per sbadattaggine, non sta facendo nulla se non limitarsi a difendere, ed è una situazione sicuramente rischiosa per i verde-azzurri che hanno visto il triplo vantaggio iniziale ridursi drasticamente. 3-2 il punteggio in favore della squadra verde-azzurra. Adesso l'arbitro scodellerà questo pallone. Guazzaroni intanto viene accompagnato a bordo campo e Nuorese temporaneamente in 10 uomini. Gioco che riprende però con un calcio di punizione per la Nuorese. Era stato segnalato una posizione di offside, forse una piccola distrazione adesso del signor Praiola. Vediamo se acconsentirà la ripresa del gioco e se farà rientrare Guazzaroni. No, il gioco riprende con Guazzaroni ancora a bordo campo. Mulas fermato da Kiwobo, quindi Rolandone verticalizza per Grigoriadis, protegge il pallone ma poi viene fermato da Rassu. Attenzione Magia che lancia Mulas in contropiede, ancora un duello con Nanni. Mulas è velocissimo, arriva sul fondo, la mette al centro e Kiwobo evita guai peggiori mettendo il pallone in calcio d'angolo. Lampo di Porto Rotondo in questa circostanza, con Mulas che ancora una volta ha messo in seria apprensione la retroguardia della Nuorese. Quasi tutto il Porto Rotondo arriva in area di rigore, tutta la Nuorese a protezione della propria 16 metri. Vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, pallone troppo lungo che però arriva nella zona di Rassu che l'ha rimessa al centro, respinge Kiwobo e adesso Guazzaroni prova a ripartire in contropiede, pressato da Magia che lo mette giù. Calcio di punizione e ammonizione, diremo sacrosanta per Magia.
che ha steso Guazzaroni, lanciato in contropiede. Tanto continuiamo a seguire anche i movimenti dalle panchine. Un altro giocatore della Nuorese è accanto a Fraschetti, probabilmente si tratta di Lazzarini, e potrebbe fare a breve il suo ingresso in campo. Sì, si tratta proprio dell'argentino Lazzarini con il numero 19, tra poco quindi una nuova mossa di Fraschetti. Nanni, lancio lungo nella zona di Rosano, anticipato da Deiana. Ticco alimenta l'azione, Rosano, gioco di gambe, quindi il tocco per Rolandone prevedibilissimo e chiuso prima da Saggia e poi da Magia, che lancia sulla destra Piemonte. Si fa vedere Coselli sulla linea, ma qua è bravo a chiudere Cucchi, che poi prova a proseguire l'azione con la chiusura però da parte di Muzzu, se non andiamo errati, quindi un fallo da parte di Frisciata ai danni di Flavioni. Ci sarà calcio di punizione in favore della Nuorese. Se ne va a metà del secondo tempo, scusate. Nuorese 3, Porto Rotondo 2. Si perde un po' di tempo prima della battuta di questo calcio di punizione. Sul pallone c'è proprio Flavioni, ma attenzione che arriva il cambio nelle fila della Nuorese con Lazzarini che prende il posto di Grigoriadis, che forse paga un po' la stanchezza da impegni ravvicinati. Grigoriadis ha giocato una partita molto generosa oggi, ma del tutto, diciamo, poco incisiva in fase offensiva. E Fraschetti opta dunque per la staffetta con l'argentino Lazzarini, che ha giocato solo uno scampolo di partita domenica scorsa. Si riprende con il calcio di punizione per la Nuorese. Flavioni tocca all'indietro per Guazzaroni, da Guazzaroni a Nanni, lancia lungo nella zona di Ticco, pallone respinto, messo in movimento Mulas, ma ancora Nanni a mettere fuori, a evitare guai maggiori, e adesso c'è un po' di apprensione ogni volta che il pallone finisce nella zona di Mulas, che ha mostrato di essere un attaccante molto efficace. Rimessa laterale per il Porto Rotondo, se ne incarica Deiana. Da Deiana a Coselli, respinge Nanni, quindi Guazzaroni, Lazzarini non riesce a toccare il suo primo pallone, potrebbe farlo adesso, sì, un colpo di testa ma anche un fallo da parte dell'attaccante argentino ai danni di Deiana. Calcio di punizione in favore del Porto Rotondo e i giocatori di maglia rossa cercano di guadagnare qualche metro, di guadagnare se non altro il limite dell'area di rigore. La sventagliata di Magia sulla destra per Frisciata, che riesce a mettere in mezzo, poi in qualche modo la difesa della Nuorese riesce a mettere fuori, quindi Rolandone perde il contrasto. Magia ci prova dalla distanza, un po' velleitaria la conclusione del capitano del Porto Rotondo, che finisce ben altra sopra la traversa. Ma Porto Rotondo che mostra di essere ancora vivo e perfettamente in partita, quando i minuti di gioco sono 26 nel corso del secondo tempo, ed è una Nuorese troppo rilassata e passiva in questa seconda frazione. Si è vista veramente poco la squadra verde-azzurra, che già nel primo tempo non aveva imposto ritmi forsennati. Attenzione adesso a questo pallone per Mulas, esce Semerzidis ed evita guai seri, visto che Mulas si era infilato bene. Adesso questo invito per Ticco decisamente fuori misura. Dicevamo che anche nel corso del primo tempo la Nuorese non aveva giocato a ritmi altissimi, ma con delle accelerazioni improvvise, soprattutto dei suoi giocatori sulle fasce, aveva creato
i problemi e i gol che avevano messo un solco abbastanza evidente tra le due squadre. Sembrava veramente una passeggiata a un certo punto per la Nuorese, ma nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato. Lazzarini, Rolandone, Tico non riesce a mettere giù il pallone la Nuorese, quindi adesso c'è l'interdizione fallosa da parte di Cucchi ai danni del numero 6 Muzzu. Calcio di punizione per il Portorotondo. La sventagliata verso Piccinu che viene fermato da Russo in maniera molto decisa, quindi Rolandone prova a lanciare lungo per lo stesso Russo che va a inseguire il pallone fino al limite dell'area, ma Melis era in netto anticipo. E adesso può ripartire il Portorotondo con magia, lancio lungo nella zona di Coselli, non riesce a controllare bene, quindi Kiwobo mette in movimento Rosano, da Rosano a Lazzarini, Lazzarini per Russu, deve proteggere il pallone Russu, viene fermato da Deiana, regolarmente Deiana lancia a Coselli e poi Nanni non va troppo per il sottile, e anche questi sono segnali di una serenità perduta dalla Nuorese nel corso della gara. Vanno a voto sia Rolandone che Guazzaroni, rimedia Kiwobo che prova a lanciarsi in contropiede, ma va a chiudere molto bene Frisciata che subisce anche fallo da parte del difensore franco-congolese. Ci sarà calcio di punizione in favore del Portorotondo e attenzione che c'è un nuovo cambio alle porte per la Nuorese, entrerà Ballafayet con il numero 14 e uscirà Russu. Fascia che passa nel braccio di Rolandone in questo finale di gara. Esce Russu, forse non ancora al meglio della condizione l'ex Arzachena, ed entra Fayet che probabilmente andrà a presidiare la fascia destra nel settore difensivo della Nuorese. Magia si incarica di battere questo calcio di punizione, ancora un pallone verso il limite dell'area di rigore. Magia con il sinistro, salta Flavioni, forse anche spinto, ma comunque mette in movimento Cucchi, sventagliata centrale nella zona di Tico, ottimo controllo del nigeriano che lancia Rosano in contropiede. Da Rosano ancora per Tico, riesce a vincere il rimpallo e a servire nuovamente il numero 7. Guazzaroni, Rolandone, da Rolandone a Rosano, quindi Tico che ha guadagnato la fascia di destra, ancora il dialogo tra i due, poi Rosano non si capisce bene cosa faccia se non rimettere in movimento i giocatori del Portorotondo. Ma Nuorese nuovamente in possesso con Lazzarini, controllo difficoltoso, serie di batti e ribatti, arriva Rosano che mette in movimento Fayet, primo pallone toccato dal giocatore senegalese, quindi Kiwobo, da Kiwobo a Guazzaroni, quindi Fayet, Rolandone, Rosano lancia Tico, ancora Rosano, Tico, dialogano i due, pallone al centro messo da Tico, un invito all'uscita per Melis che fa sua la sfera arrivando nettamente in anticipo su Lazzarini. Mentre abbiamo superato la mezz'ora, Nuorese 3, Portorotondo 2 allo stadio Franco Frogheri. Rassu, pallone per Mulas, pressato da Guazzaroni che gli porta via il pallone e probabilmente subisce fallo, sì, fallo di Mulas su Guazzaroni, calcio di punizione per la Nuorese. Tanto viene sollecitato l'ingresso di un nuovo pallone. Guazzaroni sistema la sfera, batte il calcio di punizione. Nanni, Kiwobo, da Kiwobo a Flavioni,
prova a dialogare con Cucchi, gli tocca via il pallone Piemonte, ci sarà un calcio di una rimessa laterale in favore della Nuorese. Flavioni, Lazzarini, Cucchi mette il pallone sul sinistro, prova a guadagnare il fondo, non ci riesce per l'ottima chiusura da parte di Frisciata, che poi subisce anche fallo. Calcio di punizione in favore del Portorotondo. E ancora l'arbitro a sollecitare un pallone. Si va un pochino per le lunghe per la battuta di questo calcio di punizione. Questo ovviamente fa il gioco di chi è in vantaggio, anche se manca ancora tantissimo al termine della partita. Melis, e con un eccesso di zelo il signor Praiola fa sistemare il pallone qualche metro indietro al portiere del Portorotondo e finalmente si gioca con questo rinvio nella zona di Coseli, quindi Flavioni in anticipo, Cucchi, ancora Flavioni, Lazzarini, tocca per Rolandone, da questi a Ticco, c'è spazio sulla destra e viene servito dunque Rosano, 1 contro 1 di Rosano che converge, poi perde banalmente il pallone, recupera il Portorotondo con Saggia, lancio lungo da parte del terzino sinistro Deiana, quindi serie di batti e ribatti con Coseli che serve magia un po' fuori tempo e questo favorisce l'intervento di Guazzaroni e poi di Kiwobo. Parte Cucchi sulla fascia di sinistra, arriva Flavioni in sovrapposizione, viene ignorato, quindi Ticco, ancora per Rosano sulla destra, inseguito da Piccinnu. Ticco, pallone intercettato, ma c'è Balafayè che può alimentare l'azione, quindi Rolandone, le finte, Kiwobo, Cucchi prova ad andare via a Frisciata commettendo fallo, secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore del Portorotondo. Si è aggrappato al suo avversario, almeno questa è stata l'interpretazione data dal signor Praiola di Avellino, mentre la Nuorese sta per fare un nuovo cambio con l'ingresso del greco Galeadis e uscirà Cucchi per fargli posto. Galeadis che aveva realizzato il gol decisivo nella gara giocata al Frogheri contro il Ghilarza, vinta in rimonta dalla Nuorese per 2-1. Va a sistemarsi sulla fascia di sinistra Galeadis. E adesso vediamo che Melis potrà battere il calcio di punizione verso la metà campo verde-azzurra. L'invio di Melis nella zona di Coseli, arriva Rolandone per primo, quindi serie di batti e ribatti e contrasto tra Ticco e Magia. Commesso fallo il giocatore nigeriano, calcio di punizione in favore del Portorotondo, con Magia che batte verso Piccinnu, lancio fuori misura, ma il direttore di gara farà ripetere questo calcio di punizione battuto un po' troppo precipitosamente, forse nemmeno a palla ferma. Chiede il rispetto della distanza Magia, troppo vicino effettivamente Guazzaroni. Alla dentro di Magia, respinta e poi la conclusione di Saggia sulla respinta corta di Kiwobo. Ci ha provato ancora il centrocampista del Portorotondo classe 2000, con palla che finisce fuori misura, ma brivido per la Nuorese anche in questa circostanza. (34esimo) quando Semerzidis prende la rincorsa per il rinvio nella zona di Galeadis, spizza il pallone per Lazzarini che chiama all'azione Flavioni, quindi la verticalizzazione del
giovane terzino con Frisciata che chiude su Lazzarini. Ancora Flavioni dall'out di sinistra, Tico prova a proteggere il pallone ad andare via, Tico vede bene l'inserimento di Lazzarini che viene chiuso in calcio d'angolo. Buona entrata questa di Frisciata, se non andiamo errati, che è andato a chiudere sull'attaccante argentino che avrebbe potuto crearsi una buona occasione. Tanto è Rosano a presentarsi sulla bandierina di sinistra. Tanti giocatori della Nuorese in area di rigore, quasi tutto il Portorotondo a protezione. Il corner di Rosano, il colpo di testa di Nanni, palla alta sopra la traversa, abbastanza in controllo Melis in questa circostanza. E intanto arriva un cambio anche per il Portorotondo. Entra Loddo ed esce Piemonte. Numero 7 Piemonte in campo con numero 17 Loppo. Loddo va a piazzarsi più o meno nella zona occupata dal suo compagno. Sembra essere un po' più offensivo lo schieramento del Portorotondo, con tanti giocatori avanzati per ricevere questo pallone lanciato da Melis. Rolandone fa valere i centimetri, in questo caso mette fuori di testa, quindi Rassu, Coselli, contrastato da Guazzaroni in maniera regolare, ma poi è sbagliato il rilancio. Magia chiama all'azione Frisciata, quindi Flavioni protegge, ma c'è l'intervento di Frisciata che cercava di tenere questo pallone in campo, non c'è riuscito, rimessa laterale in favore della Nuorese. Flavioni, Kiuobo, ancora Flavioni, ancora Kiuobo, Semerzidis, tocca per Fayet, Fayet lancia lungo nella zona di Tico che viene anticipato da Deiana. Torna in possesso palla il Portorotondo, ma qui un controllo sbagliato stava mettendo in difficoltà Saggia, che si arrangia un po' con un rimpallo. Altra palla lunga a cercare Piccinnu, quindi Fayet contrastato da Piccinnu, non sa bene che fare del pallone, poi riesce a sbrogliare con Tico che va via a Deiana, ma è puntuale l'uscita di Rassu. Deiana che dà una mano e Portorotondo che torna in possesso palla. Saggia resiste a una carica, poi mette lungo, troppo per Mulas. Semerzidis attende l'accenno di pressing dell'attaccante ospite, poi fa suo il pallone con le mani. Rinvio da parte del portiere greco. Rosano anticipato da Rassu, quindi Piccinnu viene messo giù da Rolandone. L'arbitro non fischia, arriva Tico. Ennesimo gioco di gambe infruttuoso del numero 10 nigeriano, poi un contrasto tra Rosano e Deiana, alla peggio il numero 7 della Nuorese. L'arbitro fischia un calcio di punizione in favore della squadra di casa. Sostituzione del Portorotondo. Doppio cambio per Marini, esce Frisciata ed entra Laconi. Attenzione perché a bordo campo c'è anche Fiori, vedremo se sarà subito il suo turno, si aspetterà ancora un po'. Sì, a bordo campo c'è Fiori, ma c'è anche Ilario per la Nuorese. Rosano batte questo calcio di punizione dalla destra. Pallone verso il centro dell'area, attenzione Melis la battezza fuori, ma stava arrivando Ticco, appena lungo il pallone per il nigeriano, e arrivano adesso gli altri cambi. Esce Muzzu per far spazio a Fiori. In campo con il numero 26
13 Fiori. Si prova a rendere un po' più offensivo il suo schieramento mister Marini per questo finale di partita, mentre Fraschetti risponde con Ilario al posto di Ticco. Gli applausi forse un po' troppo timidi, eccoli in crescendo, li sentiamo, che salutano comunque quello che è stato un protagonista assoluto di questa partita, tripletta per Ticco nei primi 17 minuti di gara, e poi anche lui, come il resto della squadra, è un po' calato e ha consentito al Portorotondo di tornare in partita, ma ovviamente non possiamo che valutare positivamente la prestazione di Ticco con i suoi 3 gol che per adesso consentono alla Nuorese di essere in vantaggio sul Portorotondo. Qui Nanni, pallone contratto da Fiori, quindi Galeadis tocca per Flavioni, quindi il colpo di testa di Laconi a mettere il pallone in avanti. Poi c'è un fallo da parte di Saggia su Ilario, no, su Guazzaroni, mediano di quantità ma che subisce anche tanti falli il numero 4 della Nuorese, al pari del suo compagno di reparto Rolandone, che vediamo battere questo calcio di punizione. Rolandone per Lazzarini, la sponda nella terra di nessuno dove c'è Deiana che svirgola un po' il pallone, quindi Flavioni prova ad alimentare l'azione dei suoi. Rassu mette fuori Flavioni, Galeadis si gira, mette in mezzo ma si chiude bene la retroguardia del Portorotondo. Qui Ilario, un pallone un po' rischioso verso Fayet, quindi Nanni sventaglia nella zona di Galeadis, considerato, no, in un primo momento ci sembrava che fosse considerato in posizione regolare, ma poi il signor Secchi ha alzato la bandierina, ha segnalato la posizione di offside dell'esterno di centrocampo della Nuorese. Melis si prepara a mettere il pallone nella metà campo avversaria, no, decide di battere corto per Laconi, lancio lungo di Laconi nella zona di Coseli, fermato Fiori al momento in cui si sarebbe dovuto impossessare del pallone. Quindi Lazzarini riesce a mettere in movimento Flavioni, quindi Galeadis contrastato da Laconi, Galeadis riesce a tenere il pallone in campo, poi prova il numero su Rassu, ha rischiato un po' il centrale del Portorotondo in questa circostanza, Rolandone, Flavioni, pallone toccato che finisce tra le braccia di Melis. Pallone per Deiana, larga su Piccinu, viene contrastato da Rosano e Fayet, gli toccano via il pallone ma Deiana riesce a mettere fuori, quindi Kiwobo, non perfetto stilisticamente, regala una rimessa laterale in zona d'attacco al Portorotondo. Sale Deiana per battere questa rimessa, Magia, da Magia a Coseli, gli tocca via il pallone Nanni e intanto vengono annunciati 5 minuti di recupero, 5 minuti in cui il Portorotondo dovrà tentare gli ultimi assalti, che iniziano con un calcio d'angolo guadagnato da Piccino sulla bandierina di sinistra. Sul pallone il numero 15 Fiori, lui a battere questo calcio d'angolo. Quasi tutti i giocatori del Portorotondo in area di rigore, a eccezione di Rassu, di Loddo e Deiana. Per il resto tutti all'attacco nel tentativo di raggiungere questo pareggio. Fiori, pallone al centro, Semerzidis la mette fuori in qualche modo e poi mette via la difesa della Nuorese. Attenzione a Rassu, scusate, al numero 13 Laconi.
quindi perde palla il giocatore, se non andiamo errati, numero 5 Rassu, che batte subito questo calcio di punizione. Non un'ottima idea, perché era davvero difficile che Loddo potesse arrivare su questa palla. In un primo momento c'era sembrato che l'arbitro non avesse ravvisato il fallo e che Ilario e Guazzaroni potessero ripartire in contropiede. Così non è stato. Non ha fretta ovviamente Semerzidis di rimettere in gioco il pallone. Il rinvio del portiere greco supera la linea di metà campo, quindi Galeadis, Kiwobo che mette rimedio all'errore del suo compagno che aveva rilanciato il pallone indietro, e attenzione all'Aconi e al contrasto di Ilario, mette il pallone sul fondo con questo rimpallo, parte con l'Aconi il Portorotondo, palla lunga, preda di Ilario, alimenta l'azione Rassu porta palla, viene fermato da Lazzarini, fallosamente calcio di punizione per il Portorotondo, protesta Lazzarini che era convinto di essere entrato sul pallone, così non è stato. Tanto l'arbitro fa ribattere la punizione battuta un po' troppo frettolosamente da Fiori, che si lamenta all'indirizzo del signor Praiola. Rassu che batte corto questo calcio di punizione verso Fiori, pallone al centro direttamente su Semerzidis che poi si butta a terra. Un po' di scenata per i fotografi, si diceva un tempo, ma soprattutto per far perdere qualche secondo ai suoi. Qui Lazzarini manca il pallone, Rosano in pressione su Deiana, pressione che ha avuto buon esito perché fa guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco alla Nuorese, che cerca di tenere lontano l'avversario in questi minuti di recupero. Rosano, e quindi Laconi che alleggerisce su Melis, che rinvia a lungo verso il centrocampo. C'è Rolandone, perde il contrasto con Magia, quindi Fiori, l'intervento da parte di Galeadis, se non andiamo errati, no, di Galeadis. Tanto serie di batti e ribatti, rumoreggia il pubblico, c'è un giocatore della Nuorese a terra, toccato duro. Vediamo come l'arbitro farà riprendere il gioco appena il giocatore greco della Nuorese si sarà rialzato. No, andiamo errati con un calcio di punizione in favore della squadra verde-azzurra. Nanni lancia lungo nella zona di Rosano. Rosano la mente di prima intenzione al centro, esce Melis che prova a velocizzare l'azione dei suoi. Magia contro Rolandone. Rolandone riesce a non far avanzare il suo avversario. Magia scarica sull'Aconi, pressato da Galeadis. Da Laconi a Melis, e non c'è più tempo per un ultimo attacco. Finisce qui la gara del quadrivio, la Nuorese batte 3-2 il Portorotondo e si conferma in testa alla classifica. Portorotondo che resta all'ultimo posto, ma bisogna dirlo, non esce particolarmente ridimensionato da questa sfida, iniziata male ma che poi i ragazzi di Marini hanno provato a riprendere. Complimenti anche alla Nuorese per questa vittoria, una vittoria voluta soprattutto nei primi minuti, ma sicuramente questo calo di concentrazione non lascia contento mister Fraschetti, che tra poco andremo a sentire. Per adesso è tutto dallo stadio Franco Frogheri. Francesco Tuffu e Andrea Farris vi augurano un buon proseguimento di giornata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.